Care amiche e cari amici del capitolo del monastero Wi-Fi, vorrei riflettere con voi sul tema della giornata, ma il Vangelo è molto significativo e ricordo quando giovane prete, tornando da Roma con la licenza, il mio parroco, un uomo molto intelligente, allora sessantenne, mi disse: ricordati, Don Francesco, che nel Vangelo c'è tutto. Quante cose spiega del dramma educativo il Vangelo di oggi. Se dico questo, mi diranno. Se dico quest'altro, mi diranno quest'altra cosa. E allora preferiamo non vedere, non sentire e non parlare. Mi vorrei soffermare con voi sul tema della vostra giornata. La vita spirituale è davvero un lavoro che non ha mai fine. E le grandi cattedrali del Medioevo hanno richiesto per la loro costruzione dei secoli. Sono il frutto del lavoro e del sacrificio di generazioni di fedeli e alla fine, proprio per questo, testimoniano qualcosa che supera l'epoca in cui sono state edificate. Qualcosa del genere è nella vita spirituale. I differenti cantieri che si sono protratti e succeduti nel tempo rappresentano in queste cattedrali il lavoro continuo, costante, in grado di superare l'effimera realtà quotidiana, il transitorio, il momentaneo. È veramente rispondente a verità quel detto che dice: chi sposa la moda domani è vedovo. E questo non è solo per gli indumenti, ma è per le scelte che noi facciamo. Sarebbe allora opportuno tenere presente questa affermazione: se io sposo il modo odierno di pensare, domani dovrò cercarne un altro. Il tempo, la realtà, il dover dire tutto subito. Il cristiano non ragiona così. Possiamo considerare un esempio che ci aiuta proprio in questi giorni, la Sagrada Famiglia. Penso che l'abbiamo vista tutti a Barcellona, se non l'avete vista andatela a vedere. I lavori sono iniziati il 19 marzo 1842 e le strutture principali sono state terminate il 20 febbraio del 2026. I materiali usati, la costruzione imponente, è la chiesa più alta del mondo, 162 metri. Diventa simbolo di ciò che supera una determinata epoca. Nella moderna, frenetica, post-cristiana vita di Barcellona, penso che con Praga e Berlino forse siamo tra le città più secolarizzate d'Europa, la capitale della Catalogna, si erge questa chiesa come un simbolo efficace di trascendenza e di eternità. Passando dalla costruzione materiale a quella spirituale, quindi dalla realtà architettonica
alla dinamica della vita cristiana, che è vita nello Spirito. Guardate che il quarto Vangelo è definito il Vangelo pneumatico e ci dice chi è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è colui che ci ricorda Gesù Cristo. Il compito dello Spirito Santo è questo: ricordarci Gesù Cristo e tutto quello che Gesù Cristo ci ha detto e ha fatto per noi. E allora vita nello Spirito vuol dire vita di grazia, vuol dire accoglienza dei doni. Bisogna essere anche consapevole dei doni che il Signore ci ha fatto. Ricordiamo Magnificat, i doni dello Spirito Santo. Partiamo e seguiamo i discepoli di Emmaus. Dopo l'incontro col Signore tornano a sperare, tornano a credere, torna in loro qualcosa che si era spento, e questo avviene ascoltando la sua parola e celebrando l'Eucaristia. Se avessimo una visione di fede nei momenti di tristezza, d'altra parte Don Bosco diceva: io temo un bambino triste perché è un bambino vicino al peccato. Noi oggi preferiamo dire vai dallo psicologo, meglio dalla psicologa. Torna a pregare. E forse, e lo dico sperando che capiate in che senso lo dico, smetti di dire preghiere e inizia a pregare. Quando chiedono a Gesù insegnaci a pregare, non dice ma fate un po' come volete, siate spontanei. No, dà lo schema universale della preghiera che è il Padre nostro e che è una serie di domande. Quindi vuol dire che la preghiera parte dalla considerazione che noi abbiamo qualcosa che ci manca e che dobbiamo chiedere. Seguendo i due di Emmaus, la vita spirituale allora che cos'è? È la meditazione quotidiana, l'ascolto della parola di Dio. Non con la preoccupazione di poi fare una risonanza, di dire una cosa intelligente che gli altri non hanno detto, E ascoltare la parola. E poi rimanere in silenzio e lasciare che lo Spirito compia l'opera della memoria. La vita spirituale è questa opera incessante, quella cattedrale interiore che edifichiamo nel tempo a partire da ciò che, usando il vocabolario biblico, è il cuore dell'uomo, il mio cuore, che sotto l'azione dello Spirito è il dono di Cristo. Come per i discepoli di Emmaus, anche per noi solo l'incontro con Cristo riaccende la speranza e l'amore, concretizzandosi nella parola di Dio, nei sacramenti e nella Chiesa. Ritorniamo alla Sagrada Famiglia. Dicevo, un'opera immane, un cantiere che non sembra aver termine. La vita spirituale dell'uomo è esattamente questo, un cantiere continuo che cresce giorno dopo giorno. Ricordiamo la realtà della manna: raccoglietene quello che è necessario per la giornata che dovete vivere e se ne prenderete di più, marcirà, eccetto il giorno di sabato in cui si poteva prendere doppia razione. Antonio Gaudì concepì la sua cattedrale in modo che i materiali grezzi, la pietra, il ferro, il vetro, parlassero di Dio. Allo stesso modo noi partiamo da una realtà materiale, cos'è di più umano dell'uomo nelle sue viscere,
il suo cuore, con le fragilità, le pesantezze del nostro cuore, e dobbiamo lavorare, costruire, edificarlo sotto l'architettura dello Spirito Santo, capace di lasciare la carnalità di un cuore per diventare il cuore nuovo, della nuova alleanza annunciato dai profeti, per poter accogliere il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. I discepoli di Emmaus camminano e sono tristi e sono delusi e hanno il cuore appesantito. Quante volte anche noi siamo in questo stato d'animo. Speravamo in Dio, ma la realtà ci ha deluso e i nostri schemi sono crollati. Gesù si affianca a loro e allora bisogna lasciare che Gesù si affianchi a noi. Cammina con loro, cammina nel buio delle loro tristezze, delle loro storie personali, non li rimprovera per la loro tristezza, che poi alla fine è mancanza di fede, ma li ascolta con pazienza nei loro sfoghi. Poi prende la parola. Non basta lasciarsi affiancare dal Signore, bisogna essere anche disposti ad ascoltare la sua parola. E allora prende la parola e spiega le scritture e il loro cuore incomincia a sentire che qualcosa si sta muovendo. Ecco, riscopriamo quella parte dell'Eucaristia che è la liturgia della parola. Perché vedete, la liturgia della parola è la parola di Dio proclamata dalla Chiesa. E la Chiesa è mandata da Cristo. È diverso leggere un testo in un'aula di una facoltà teologica rispetto alla proclamazione della parola di Dio nell'assemblea. E allora riscopriamo la messa domenicale. Non possiamo tornare a casa come ne siamo usciti. E voi mi potreste dire, ma eccellenza, e lei è l'esempio, voi preti non sapete predicare, siete noiosi, ripetitivi. E io devo dire, è vero, ma devo dire anche che lo Spirito Santo può scrivere diritto su delle righe storte. E allora preghiamo perché ci siano dei preti capaci di annunciare con passione la parola di Dio, ma che hanno imparato la parola di Dio nella preghiera personale. E poi comunque sia, c'è lo Spirito Santo, quando in noi c'è l'umiltà, di cogliere qualcosa che di primo acchito non avremmo ascoltato, invece ci siamo messi con umiltà ad ascoltare. Come la Sagrada Famiglia ha bisogno di fondamenta solide, di colonne che sostengono la volta, di guglie che puntano al cielo, così la nostra cattedrale interiore si edifica attraverso la grazia. E per trasformare il nostro cuore vecchio, il cuore di pietra, in cuore nuovo, Dio ci dona l'architettura soprannaturale. Le virtù teologali, le virtù morali cardinali, i 7 doni dello Spirito Santo. Non siamo soli in questo cantiere. I doni dello Spirito Santo che ci permettono di attuare le virtù,
che sono teologali e morali, verticali e orizzontali, e che costituiscono l'antropologia cristiana. I discepoli di Emmaus, giunta la sera, chiedono al Signore di restare con loro. Che bella preghiera! E in loro, notiamolo, non è ancora una preghiera consapevole, perché non sanno che stanno dicendo rimani con noi, ma glielo dicono. Lo Spirito Santo ci guida lentamente, pazientemente, e ci fa scoprire progressivamente la verità di quell'affermazione che troviamo nel Vangelo di San Giovanni: io sono la via, la verità e la vita. Gesù non è la via alla verità, è la verità che diventa via. Io ricordo sempre che ero giovane prete come mi indispose e nello stesso tempo mi fece riflettere l'affermazione di un confratello anziano, colto, che si credeva colto, no? Io la verità non ce l'ho. Io la verità non ce l'ho in tasca. Io ho in tasca le chiavi di casa. E dette queste cose da chi dovrebbe guidare sono devastanti. Se questo prete che si riteneva biblista avesse valutato bene il testo greco di io sono la verità, la via e la vita, avrebbe capito che una lettura fondata è io sono la via perché sono la verità. Gesù non ci indica la verità, è Lui la verità. E l'atto di fede è credere questo e far calare la verità di Cristo in noi e iniziare un cammino. Pietro, vai dietro di me. L'atteggiamento di andare dietro al Maestro. Pietro aveva la pretesa di dire a Gesù quello che Gesù doveva fare e non fare. Le garanzie di Pietro. Finché io ci sono, questo non ti capiterà mai. O Pietro, prima che canti il gallo stanotte, e avrai tradito 3 volte. E pianse amaramente, e si sentì il canto del gallo. In quell'epoca il canto del gallo era la fine della notte. Pietro incomincia a vedere la luce e la vede piangendo. Un cristiano, una cristiana, una madre, un padre, un sacerdote, un vescovo che non sanno più piangere, ma hanno sempre la risposta pronta. Monica converte il figlio piangendo. Pietro inizia la conversione piangendo. La teologia spirituale conosce il dono delle lacrime. L'Eucaristia non sono delle retoriche. E lo dico perché io ho l'impressione che ormai sia passato questo messaggio. L'Eucaristia sono una serie di cerimonie che poi, capite, dopo un po' stufano le cerimonie. Allora c'è la persona più dotata dal punto di vista della creatività, per non dire altro, che incomincia a inventarle.
E questa persona si mette su una strada molto problematica perché le domeniche nell'anno sono 52 e quindi si deve inventare 52 schemi di fronte al fatto che tutti siamo testimoni che per fare un lezionario, per fare un messale, ci vogliono anni e ci vogliono esperti di vari ambiti e settori. Io credo che sia importante, sulla base dei 2 discepoli di Emmaus, riscoprire il senso della teologia liturgica, la dimensione liturgica della teologia. Perché se la teologia decade ad antropologia, non ci fa più incontrare il Signore. Dopo aver riconosciuto Gesù nel gesto dello spezzare il pane, i discepoli cosa fanno? Non rimangono seduti a commentare il miracolo, a ragionare sul miracolo, a valutare se è possibile il miracolo, a discutere magari sulla legge di natura che è un concetto superato. No, si alzano e tornano a Gerusalemme. La Chiesa che annuncia la Chiesa, c'è questo compito anche. Forse siamo chiamati anche a scoprire che certe cose debbono oggi essere annunciate alla Chiesa. Corrono a Gerusalemme, tornano là dove avevano volto le spalle al crocifisso e al risorto, perché li aveva delusi. E tornano a annunciare che il crocifisso è risorto. E guardate, si sentono dire che cosa? Davvero è risorto. È apparso a Pietro. I discepoli avevano abbandonato Gerusalemme come avevano voltato le spalle alla città del crocifisso e del risorto. E sono l'esempio di noi nella storia. Noi voltiamo le spalle al crocifisso. Prendete il Vangelo di San Marco, che è il più breve, poi siamo a Venezia, quindi lo reclamizzo. Con una matita cancellate tutti i versetti che si riferiscono alla croce in modo esplicito o implicito. La preannunciano e ne sono conseguenza. Alla fine non avete un Vangelo più breve, non avete più il Vangelo. Negli anni 60-70 ci furono delle teologie che erano impostate sul superamento della croce. Il cuore dell'uomo, il nostro cuore, è la cattedrale che dobbiamo costruire, pietre vive. L'architetto è lo Spirito Santo, che è il dono pasquale di Cristo, colui che ha fecondato Maria, colui che ha segnato il momento in cui la Chiesa ha raggiunto storicamente la sua pienezza. È lui l'architetto, e il materiale è il nostro cuore di carne. I santi sono la Pasqua di Cristo nell'oggi. Come è accaduto, chiede Giuda a Taddeo, non Iscariota, come è accaduto, si rivolge al Signore, che ti sei manifestato a noi e non a tutti. Vi siete mai chiesti perché il risorto non è andato da Pilato, non è andato da Erode, non è andato
da Anna, da Caifa. Poteva andarci. Com'è che è accaduto? Come mai? Ti sei manifestato a noi e non a tutto il mondo. E la risposta di Gesù, come tante altre volte, sembra una non risposta e invece è la vera risposta. Perché se vi amerete, io e il Padre verremo a voi. Siete voi che dovete annunciare al mondo. E qui apriamo il libro più enigmatico della Sacra Scrittura, che è l'Apocalisse, il libro della testimonianza, che è il libro dei martiri, che è il libro di quello che succederà nella storia e nella Chiesa da oggi fino al momento del ritorno del Signore. Costruiamo allora quella cattedrale che è la nostra vita di discepoli, a partire dal cuore, dal nostro cuore, perché il cuore ci ricorda l'ultimo dottore della Chiesa che è stato proclamato qualche mese fa. Il cuore è là dove si fa la differenza anche nell'atto di fede. Se l'atto di fede fosse solo un atto razionale, chi ha la laurea in logica sarebbe credente, invece molte volte vediamo che è esattamente l'inverso. Perché la fede è una questione di cuore, di coscienza, di libertà. Sia lodato Gesù Cristo.